Oggi qui in piazza Pirandello per uno screening, una manifestazione itinerante che riguarda non solo Agrigento ma anche altre parti della Sicilia. Ecco, fattivamente cosa offrite? Allora, si tratta di un'iniziativa che viene fatta per un progetto finanziato da Fondazione Con il Sud. Cosa vuole essere la giornata di oggi fatta ad Agrigento? L'abbiamo fatta ad Enna, a Caltanissetta e in tutte le altre province. È un momento di sensibilizzazione alla cultura della prevenzione e alla salute, perché noi teniamo tanto al benessere dei nostri soci, dei cittadini, e quindi pensiamo che con giornate come queste pubbliche la gente possa far capire che è importante avvicinarsi. Oggi offriamo soltanto una misurazione della pressione, del diabete, ma c'è anche la collaborazione di altre associazioni per una cultura del come mangiare bene e quant'altro, perché è qui che facciamo il bene dei nostri soci. Noi riteniamo che la qualità della vita sicuramente sta nel prevenire e nell'efficienza dei servizi. Ecco, oggi l'Anteas, che è la nostra associazione di volontariato, unitamente alle altre associazioni che ringraziamo per la loro fattiva collaborazione, la FNP CISL, quindi il sindacato, ecco, mette al servizio questo impegno per dire alle persone che è importante prevenire prima che curare e dire alle istituzioni che la prevenzione non è, come si suol dire, una spesa, ma è un investimento, perché il prevenire aiuta ad una migliore qualità della vita e soprattutto ad evitare delle miriadi di patologie che oggi, ahimè, i nostri anziani, ma non solo gli anziani, soffrono. La CISL non si occupa solo di lavoratori ma si occupa anche di prevenzione e di salute. Sì, ci occupiamo dei cittadini, noi sono i lavoratori e sono associati alla nostra organizzazione. Noi ci teniamo ad incidere nel sociale per migliorare la condizione di vita di tutti, dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista della salute. Come dicevano i miei colleghi, abbiamo anche un dietologo qui oggi che insomma dà consigli anche a coloro quali ne hanno di bisogno. Noi riteniamo che l'impatto dell'organizzazione sindacale sul territorio è anche questo: agevolare, facilitare e fare prevenzione. Sappiamo quanto costa la sanità in Sicilia e in Italia, e la prevenzione potrebbe essere un modo anche per abbassare questi costi. Oggi con Agrigento noi chiudiamo nella nostra struttura di Agrigento, Caltanissetta e Enna la giornata della salute. Giornata della salute, come è stato detto, che ha lo scopo di prevenire una serie di patologie che affliggono i pensionati, che affliggono gli anziani. Noi come Anteas territoriale non offriamo soltanto questo tipo di servizio, ma nella sede della CISL, nella sede dell'FNP, noi facciamo un segretariato sociale per venire incontro ai bisogni della gente e delle fasce più deboli.